Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. In apertura focus di Panorama Sardo sull'evento promosso da Confindustria Sardegna Centrale con il patrocinio della Camera di Commercio di Nuoro, che racconta le realtà locali e la loro cultura attraverso lo sguardo delle donne imprenditrici e l'esperienza delle tante aziende femminili che compongono una fetta importante e sempre più rilevante dell'economia e del tessuto produttivo regionale. Il convegno Tessere il futuro, donne, imprese e ambasciatrici del territorio è stato organizzato nell'ambito del progetto Atlante Donna, un evento dedicato alle testimonianze di realtà imprenditoriali, produttive, artigianali e culturali particolarmente significative. Voce quindi alle donne che ce l'hanno fatta innovando e rischiando in prima persona alla guida di aziende che nonostante i tanti ostacoli riescono a creare ricchezza e occupazione nei loro territori, ma non solo, dimostrando con i fatti capacità di intraprendere percorsi spesso più complessi di quelli dei colleghi uomini, affrontando stereotipi e difficoltà legate anche alla conciliazione tra lavoro e famiglia. L'iniziativa Tessere il futuro, donne e imprese ambasciatrici del territorio, ha rappresentato un'importante occasione di confronto tra imprese e istituzioni. Insieme alla Presidente della Regione Alessandra Todde sono intervenuti il Presidente di Confindustria Sardegna Centrale Pierpaolo Milia, il Presidente dell'Istituto Camerale Agostino Cicalò, la Presidente della Soroptimist d'Italia Club Cristina Puligheddu, la Presidente della FIDAPA Giovanna Zedda e la Vicepresidente vicaria di Confindustria Sardegna Centrale Marina Mastio, la Presidente dell'ANCI Sardegna Daniela Falconi, la Presidente della Delegazione Sardegna dell'Associazione Donne Imprenditrici di Confindustria Lucina Cellino, con le testimonianze di Graziella Carta, Arte Tessile, Sara Sedda, Cooperative Sociali. Nella Fantozzi, Ristorazione e Agricoltura Biologica, Anna Gardu, Arte Dolciaria, Martina Moro Sughero e Caterina Cosseddu, Editoria. Ci preme sottolineare la straordinaria crescita raccontata dalla nostra editrice nel corso dell'evento, che in meno di 3 anni, partendo nel gennaio del 2023, proprio dal debutto nel palinsesto di Telesardegna di Panorama Sardo, ha saputo salvaguardare con successo la pluralità dell'informazione televisiva nella nostra regione.
Telesardegna è nata a Nuoro e da qualche anno abbiamo aperto una sede operativa a Cagliari, molto importante, con diversi studi televisivi, dove comunque sia si lavora molto per quanto riguarda quello appunto che vi dicevo prima, di fare un'informazione quanto più corretta possibile. Direttore Anthony Muroni è autorevole come giornalista, e tanti altri professionisti di esperienza, fiancati da una serie di giovani, alcuni addirittura proposti dall'università, che sono venuti da noi a fare il tirocinio e poi ci sono rimasti, li abbiamo assunti. Siamo partiti da Nuoro che eravamo 9 dipendenti, adesso siamo quasi 40, quindi credo, e siamo pochi, perché per fare tutto quello che vogliamo fare siamo pochi. Ma siamo diventati anche un punto di riferimento per la Mediaset, per Sky, che forniamo noi le immagini per quanto riguarda quello che succede in Sardegna. Abbiamo fatto dei lavori e facciamo dei lavori con Rai Way, un lavoro che questo l'abbiamo fatto proprio a Nuoro. Ci tengo particolarmente che ci è stato concesso da Sardegna Ricerche un filmato dove ci saranno questo filmato l'abbiamo fatto in collaborazione con l'Università di Pisa e con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per quanto riguarda l'Einstein Telescope, e verrà presentato in anteprima a Cagliari a dicembre e poi subito dopo a Roma, e farà il giro di tutto il mondo. E ne siamo profondamente orgogliosi, perché comunque anche da un territorio così piccolo come il nostro possono nascere delle situazioni e degli sbocchi che vanno al di là di quello che è un'attività che è partita per fare comunicazione. Vogliamo continuare a farlo, ma a 360 gradi vogliamo ampliare il nostro raggio d'azione su tantissimi altri ambiti. Un'altra cosa che mi chiedono tutti: come mai io non ho sposto tutta Telesardegna a Cagliari, dal momento che Cagliari, devo essere sincera, mi ha dato una spinta notevole, e ripeto, certi numeri sia di assunzioni, di fatturato, di crescita, lo devo al fatto che sono andata a Cagliari. Ma io forse sono un po' romantica, non lo so, ma io comunque sia sono nuorese, è attaccata alla mia terra, non voglio ragionare perché se tutti ragioniamo che andiamo dove si sta meglio, lo stiamo facendo, una parte sì, ma il cuore voglio che resti Nuoro, anche perché Nuoro in qualche modo io sono convinta che abbiamo anche la fortuna in questo periodo storico di avere anche la presidente nuorese, e sono sicurissima che ci sarà una crescita importante, che ci vuole tempo, perché è chiaro che si semina poi si raccoglierà. Grazie a tutti. Le realtà femminili nel nuorese e in Ogliastra sono 5.568, pari al 17% del totale delle aziende femminili regionali, e rappresentano circa un quarto del totale delle imprese attive nelle due province. Un dato ancora più rilevante riguarda il trend di crescita. Negli ultimi 5 anni, dal 2019 al 2024, le imprese femminili del territorio hanno registrato un incremento del 3,5%, superiore alla media regionale, ferma al più 0,3%. I settori trainanti mostrano una performance particolarmente positiva. Nel settore primario, le imprese agricole guidate dalle donne crescono del 3,6% a Nuoro e del 6,7% in Ogliastra. Bene anche il turismo, con i comparti dell'ospitalità e della ristorazione che registrano una crescita del 5% a Nuoro e oltre il 20% in Ogliastra. Un segnale incoraggiante arriva anche dalla dinamica delle società di capitale, registrando un più 25,6% a Nuoro e addirittura un più 44,6% in Ogliastra. Credo che sia importante
confrontarsi sui numeri, su come sta cambiando l'economia, su quelle che sono le opportunità e di cosa deve fare la Regione, sta già facendo per sostenere l'imprenditoria femminile. Considerando che noi abbiamo dei segnali positivi, Sassari e Nuoro sono trainanti rispetto ai numeri, abbiamo comunque una media regionale che è comunque sopra la media nazionale e quindi sicuramente i segnali sono positivi, però è importante e interessante capire anche dove si sta sviluppando l'imprenditoria femminile e vediamo che aumenta sui servizi, vediamo che aumenta sul turismo, vediamo che aumenta per esempio sull'immobiliare, sui servizi finanziari. Sta diminuendo invece sul primario, sta diminuendo sull'industria, quindi su contesti e sul contesto diciamo edilizio. Quindi l'economia sta andando in una direzione che cambia anche il modello economico della regione e quindi questi indicatori devono essere presi in considerazione proprio per come dire, spingere anche le imprenditrici a allargare il proprio contesto. Una cosa che mi fa particolarmente piacere vedendo i dati è che abbiamo un numero rilevante e di crescita di imprese nei servizi tecnologici e questa è una cosa importante perché vuol dire che le donne stanno prendendo sempre più piede anche nel contesto delle materie tecniche e scientifiche, nelle materie STEM. Io qua a Nuoro spero che la spinta anche che darà l'Insent Telescope sia un ulteriore passaggio importante per sostenere questo tipo di economia. La sezione di Nuoro della FIDAP ha accolto con grande entusiasmo l'invito della Confindustria Sardegna Centrale a partecipare con questo programma di partnership riguardante le imprese femminili. Noi come mission abbiamo quella di supportare il talento delle donne nella valorizzazione appunto delle imprese e in ogni campo delle arti, delle professioni, per cui quale diciamo scenario migliore di questo per mettere un tassello e per diciamo adoperarci per il raggiungimento della nostra appunto dei nostri valori e dei nostri obiettivi. Sì, la percentuale delle imprese gestite al femminile in territorio di Nuoro e Ogliastra è ancora superiore di quello che è la media nazionale e questo per noi è un grande orgoglio, è una spinta in più che ci deve portare a investire ancora di più sull'imprenditoria femminile e sulla voce che giustamente le donne devono avere. È un incontro molto voluto da tutto il gruppo direttivo e da tutto il Consiglio di Presidenza, tant'è che l'abbiamo messo nel nostro programma di 4 anni e riguarda appunto la visibilità che devono giustamente avere le donne imprenditrici che decidono di fare impresa pur tra mille difficoltà. Da una parte i costi elevati, la carenza di personale qualificato, una burocrazia ancora troppo complessa. Dall'altra il futuro, il digitale come leva di crescita e la situazione in cui si muovono le piccole e medie imprese, spina dorsale dell'economia italiana e anche di quella sarda. Sull'isola nel 2024 operavano 109.000 attività di micro, piccole e medie dimensioni, attive in settori chiave come turismo, servizi ed edilizia. Aziende profondamente inserite nelle comunità, spesso a conduzione familiare, capaci di resistere e svilupparsi nonostante un contesto economico complesso. Ne sono un esempio le storie di alcuni imprenditori presentate durante il convegno organizzato da Confapi Sardegna a Cagliari, a cui ha partecipato anche il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Vicende che mostrano i tratti distintivi delle PMI italiane, fragilità strutturale ma anche coraggio, senso di responsabilità e capacità di sviluppare competenze per continuare a crescere. Racconti da cui emergono 2 questioni centrali affrontate durante l'evento: come supportare il mondo delle imprese e come competere con i mercati europei. Per poter competere in Europa, ha spiegato il presidente di Confapi Sardegna, Giorgio Del Piano, servono stesse regole e stesse opportunità. Il riferimento al disegno di legge sulle PMI 2025-2026, attualmente all'esame del governo, che comprende anche la riforma dell'artigianato. Ho voluto partecipare perché insomma voglio sottolineare e ribadire l'importanza del tessuto imprenditoriale italiano, che è costituito per la maggior parte da piccole e medie imprese. Sono l'espressione più autentica, sono l'espressione più vera del Made in Italy e quindi è importante come governo dare un segnale di supporto, di attenzione a queste realtà. Peraltro stiamo attraversando un'epoca piuttosto complicata, un'epoca dove ci sono equilibri geopolitici che mutano rapidamente, con delle ricadute sui sistemi economici dei paesi che sono
molto profonde, e questo significa che dobbiamo avere attenzione a tutte le nostre realtà imprenditoriali, al tessuto imprenditoriale del Paese, per capire come venire incontro, come aiutare il sistema impresa. E quindi come responsabile del Dicastero della Pubblica Amministrazione anch'io mi devo interrogare su quali sono le azioni che la Pubblica Amministrazione può mettere in campo per aiutare il funzionamento del sistema impresa. Quando parliamo di piccole imprese, di microaziende, la realtà sarda è questa, perché siamo il 90% sotto i 10 dipendenti, sicuramente quello che serve è condizioni uguali per tutti, perciò diciamo che le leggi, le incentivazioni, le agevolazioni di cui gode l'artigianato vanno estese anche alle piccole microaziende industriali. A livello più generale, più nazionale, abbiamo bisogno sicuramente di maggior coesione, ma soprattutto abbiamo bisogno di certezza da parte della linea politica, degli indirizzi politici e che dal governo, perché noi perdiamo tanto tempo in burocrazia e alla fine non si riesce a cogliere quelle che possono essere occasioni. Un esempio pratico è il PNRR. È assolutamente giusto sostenere l'artigianato, una realtà importante nel mondo economico italiano, ma non può essere fatto a scapito delle PMI. La legge sulla riforma dell'artigianato prevede, che oggi è al vaglio del governo, prevede l'aumento dimensionale delle aziende che passerebbero da 20 dipendenti fino a 49. E questo creerebbe sicuramente un grosso problema e secondo noi anche un problema per quanto riguarda la crescita. Quello che ci imputano tutti è il fatto che le nostre PMI italiane soffrono di nanismo aziendale. Allora io dico, se noi vogliamo crescere, vogliamo competere a livello europeo, non possiamo fare una legge che disincentiva la crescita, non possiamo fermare l'ascensore sociale al piano dell'artigianato. Questa è la nostra opinione. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Sono stati i veri protagonisti e reinterpretati con creatività dai migliori bartender dell'isola e da ospiti provenienti da diverse realtà italiane. Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia.
Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il Sardegna Cocktail Festival è stato un evento capace di trasformare Cagliari nella capitale della mixology dell'isola. 3 giorni a San Manifattura Tabacchi hanno ospitato un pubblico entusiasta, composto da professionisti, appassionati e curiosi, tutti attratti dal desiderio di scoprire le nuove identità del bere sardo. Degustazioni, le masterclass, i laboratori hanno registrato un'affluenza straordinaria, confermando l'interesse crescente verso la cultura del bere consapevole e verso i prodotti del territorio, i distillati, le botaniche e gli ingredienti sardi che sono stati i veri protagonisti e reinterpretati con creatività dai migliori bartender dell'isola e da ospiti provenienti da diverse realtà italiane. Presidente, è fondamentale il ruolo delle aziende, il ruolo della città con tutte le difficoltà del caso che si sono affrontati anche negli ultimi periodi, però poi un evento come questo rigenera sia nella mentalità ma anche nella fattibilità quello che è il rapporto qualità-prezzo, soprattutto dei prodotti sardi. Ma c'è tanto da affrontare in un argomento che mischia il concetto di ospitalità con le nostre aspettative in Sardegna di fare turismo, con i nostri prodotti che ancora per certi versi sono ancora non scoperti dal loro proprio valore intrinseco, non solo qualitativo ma anche di fascino. Utilizzare un prodotto del territorio significa raccontare anche la sua storia, le sue radici, e da questo punto di vista quello che è il trend oggi sull'enogastronomia parla chiaro: bisogna raccontare il territorio attraverso i prodotti e chi arriva in Sardegna arriva perché ha un'aspettativa. E il concetto che viene portato avanti all'interno di anche l'evento Sardina Cocktail Festival è proprio quello di portare la centralità del prodotto, del territorio e chiaramente consapevolmente nella sua stagionalità ci può dare la possibilità di fungere come quello che è la gastronomia come attrattore. Questo deve essere uno dei ragionamenti che chi fa turismo utilizza nelle proprie scelte. Noi come pubblici esercizi siamo una parte fondamentale del turismo e chiaramente se, oggi lo stiamo dicendo, la miscelazione è una parte importante che porta chi sceglie le città a decidere quando scegliere la propria destinazione e quando decidere di andare in un luogo, ecco, dobbiamo farne comunque un'utilità. Oggi abbiamo avuto tantissime esperienze che vengono raccontate da Venezia, Roma, Milano, ma anche da Londra, e questo noi dobbiamo emularlo, dobbiamo prendere queste alchimie che funzionano in altre città e tradurle nella nostra realtà. Infatti all'interno di questo evento c'è il momento in cui viene scoperto il prodotto, ma c'è anche il momento in cui questi prodotti vengono utilizzati da tanti ristoranti, dai tanti pubblici esercizi
esercizi e dai tantissimi giovani bartender che in effetti sono stati in queste città come Londra, Milano, Venezia e Firenze e le hanno riportate qua a Cagliari. Infatti bellissimo, in questi 3 giorni questi locali stanno dando vita proprio a una kermesse di ospitalità di altri professionisti che arrivano da altre città, e si sta scoprendo questo grande mondo che già è scoperto come, anzi conosciuto come un mondo di nicchia, ma che pian piano sta diventando un qualcosa di sempre più attuale. Noi veniamo da Siniscola e abbiamo iniziato 4 anni fa producendo il liquore di Puglia, che è il frutto tipico del nostro paese. Noi praticamente partiamo dal frutto fino ad arrivare alla trasformazione, perché il socio ha un'azienda agricola dove produce i frutti, coltiva i frutti, e poi in questo periodo, adesso fine autunno e inizio inverno, iniziamo con la produzione e la raccolta. Principalmente appunto siamo nati appunto, producendo liquori di Puglia. Poi negli anni abbiamo iniziato a produrre anche altri tipi di liquori, però sempre con un pensiero al territorio, quindi cercando di trovare elementi che rappresentano il nostro territorio. Abbiamo provato a fare il liquore di ginepro, poi abbiamo creato un liquore di mirto, e quest'anno abbiamo presentato anche un liquore, cioè un gin, un compound gin, quindi una produzione fatta con ginepro e mirto, appunto per rispondere un po' al mercato che negli ultimi anni sta richiedendo prodotti sia sardi ma anche con un po' più zucchero, appunto un gin che potrebbe essere utilizzato in miscelazioni. Il nostro progetto appunto rappresenta un po' l'anima del nostro territorio e poi rispecchia un po' anche la nostra visione di produzione. Noi ci rifacciamo un po' di street art, sempre con un po' la tradizione, utilizzando immagini che ricordano la tradizione sardi. Particolarmente a me piacciono molto, più appunto la street art, insomma creando un logo che rappresenta un po' la tradizione, l'innovazione e il futuro che ne vedo. Abbiamo riscontrato un buon pubblico interessato e anche abbiamo incontrato nuovi produttori, giovani ragazzi che appunto anche loro si sono messi un po' in gioco. Anche loro abbiamo visto che stanno puntando a nuovi prodotti innovativi, utilizzando anche loro i loro prodotti del loro territorio. Un evento come questo che racchiude un nuovo filone della Sardegna, i distillati, si va dal gin alle grappe, e anche l'azienda Argiolas, che da anni tratta questo prodotto, si trova in mezzo a tutti i colleghi sardi. Sì, gli Argiolas hanno, in tempi non sospetti, 30 anni fa, hanno investito, hanno visto lungo sulla liquoristica e sulla grappistica, e hanno messo su un impianto e un liquorificio a Pavilattino, con una bella produzione da 500.000 bottiglie, un prodotto che loro trattano bene e vendono in tutto il mondo praticamente. Diciamo che il vino sardo è già consolidato a livello nazionale e internazionale. Per quanto riguarda invece i distillati, ci si non scontra ma ci si confronta con un mercato internazionale molto forte, no? Si va nel nord Europa, la stessa Italia, nord Italia, però la Sardegna negli ultimi anni, anche con piccole distillerie, anche dal suo osservatorio se me lo può confermare, si sta ritagliando uno spazio importante. Sì, direi quasi, non solo importante, ma quasi, come dire, consolidato ormai, perché ha seguito il percorso dei vini sicuramente, si è confrontata con le grosse multinazionali che fanno spirit, però sulla qualità ha puntato tutto, quindi queste micro distillerie, questi piccoli liquorifici hanno fatto sì che con la qualità e l'esportazione e lo storytelling del prodotto le hanno portato in tutto il mondo con ottimi risultati di vendita e di qualità. In questo evento non poteva mancare l'azienda Silvio Carta, che già da anni parte da un prodotto nobile, la Vernaccia, e poi i nuovi prodotti Spide Bomba Carta, Spinello, che sono comunque fanno parte di una tradizione che si avvicina alla mixology. Ne parliamo con il bartender dell'azienda. Allora, qua stiamo presentando una gamma di prodotti, appunto come hai detto tu,
è molto varia, quindi spaziamo dagli amari ai bitter ai gin. Per l'evento presentiamo un prodotto in particolare che è la versione invecchiata di 41 bis. Questa è quella classica che è stata presentata a Vinitaly la scorsa edizione, mentre invece per Sardinia del Festival presentiamo questa che è la versione invecchiata, che invecchia in botti di castagno centenarie che prima contenevano la vernaccia. Quindi si ritorna sempre al mood originario. La vernaccia è sempre un tema ricorrente per la nostra azienda e la ritroviamo in tantissimi prodotti. Ma i giovani si avvicinano anche al mondo del vino, ma il cocktail è quello che va sempre per la maggiore. Secondo me sì, il cocktail ha sempre il suo fascino. Ovviamente con le giuste misure. Lo invitiamo sempre a bere responsabilmente e di qualità, direi. Qual è il cocktail più richiesto dalla vostra azienda? Allora, secondo me, per quello che è il mio parere, sicuramente Negroni americano, ma il trend che c'è in questo momento, secondo me in Italia, che sta arrivando anche qua, è agave. Quindi tequila, mezcal, e appunto per questo noi proponiamo un distillato d'agave sardo e quindi Paloma, Margarita, fatti in una versione isolana. Fondamentale in questi eventi è la fusion, la mixology a livello sardo, nazionale e internazionale. Anche la vostra azienda Stria, che è il nome, un nome tipico delle vostre zone, di questo animaletto così simpatico. Cosa proponete qui a Sa Manifatture? Assolutamente sì, come hai detto tu, noi siamo Stria, il liquorificio artigianale Murgia, e proponiamo il nostro prodotto di punta che appunto ha lo stesso nome della nostra azienda, l'Amaro Stria. È un liquore di 40 erbe, 40 erbe tutte a taglio tisana. Non utilizziamo conservanti, non utilizziamo coloranti, non ci sono polveri aggiuntive di nessun tipo. Il prodotto ha come erbe principali la genziana, che appunto non potete odorarla, ma è come se lo faceste, ha appunto delle proprietà digestive importanti. Abbiamo l'artiglio del diavolo, che appunto ha una nota piccante, si aggiunge appunto al pepe che crea questo sentore di piccante, ma non lo è. Abbiamo l'arancio amaro, abbiamo l'anice, abbiamo tutta una serie di erbe che sono fatte da produttori locali, abbiamo la nostra erboristeria che ci fornisce di prodotti locali originali. Il nostro secondo prodotto è Serchido, che è appunto il nostro mirto, un liquore di mirto a base di bacche di mirto su nostra ricetta produzione. Sastria, noi siamo di Villacidro, il così definito paese delle streghe. La leggenda diceva che Sastria era uno degli animali in cui le streghe si potevano trasformare per sfuggire ai loro inquisitori. Quindi si spostavano e scappavano, erano intimorite, erano un po' cupe, tristi, paurose. Serchido è quel ricordo che abbiamo di quando eravamo bambini, che la nostra nonna ci diceva di get to Erchido e ci spaventava. Così la striera spaventava, crogiolava nelle tenebre come appunto il colore violaceo e tenebroso del mirto. Il nostro terzo prodotto, che poi uscirà a febbraio, ve lo dico in anteprima, sarà un liquore di Pompia, kiwi e zafferano, che ha un colore sicuramente molto più acceso, va sul giannogliolo dorato e si chiamerà Sugantu de Sastria, il canto liberatorio di una persona che ce l'ha fatta, di una persona che è sfuggita alla persecuzione. L'incubo è finito. Con i vostri distillati sardi, ma che arrivano da una storia centenaria, ormai possiamo dire, dal 1922, quanto è importante questi tipi di eventi? Eh sì, anche noi siamo qui, siamo presenti in questo evento che è sicuramente molto molto importante perché ci permette di creare delle sinergie, perché appunto le collaborazioni iniziano proprio da questo, dall'unione tra l'azienda che produce e che propone e il bartender, visto che stiamo parlando del mondo della mixology, che interpreta e poi ripropone a suo modo, il suo pensiero, la sua idea del nostro prodotto.
Voi spaziate da quelli che sono gli amari classici dell'isola per arrivare poi al gin con originali. Ci descrivi questo prodotto? Esatto, Originali è un gin originale, così come dice il nome stesso, è un compound gin, quindi non parliamo di un gin distillato, il classico gin che sta andando tantissimo in questi tempi, ma è un gin prodotto dall'infusione idroalcolica di bacche di ginepro, legno di ginepro che dà morbidezza al prodotto, e poi abbiamo scelto delle botaniche, non sono tantissime, sono poche, ma importanti. Abbiamo il rosmarino che dà la parte erbacea e aromatica, poi abbiamo il limone, non sentiremo il limone al palato ma sentiremo la freschezza che il limone è in grado di darci, e poi abbiamo chiaramente il nostro mirto, il tocco della macchia mediterranea, il tocco della nostra Sardegna. Voi cosa proponete come cocktail, a parte ovviamente il mitico gin tonic? Uno dei cocktail che è piaciuto tantissimo è un cocktail fatto con il nostro Ammachiao. Il suo nome significa matto, pazzo, impazzito, ed è stato utilizzato per la miscelazione, quindi è stata data una nuova idea di pensiero a questo prodotto che solitamente veniva degustato, si viene ancora degustato però come dopo pasto, per appunto come digestivo. È stata data una nuova linea di pensiero a questo prodotto, è stato utilizzato con la miscelazione, è diventato quindi un ingrediente, un mattoncino che unito a tanti altri ingredienti appunto è in grado poi di farci sognare, di farci ricordare la Sardegna, il mare, la famiglia, la tradizione e la nostra isola. Bresca Dorada, un'azienda che ha una storia incredibile sui quelli che sono il mirto, il limoncello, ma soprattutto il tessuto sociale del sud di Sardegna. Quanto è importante oggi essere a confronto con altre aziende, non solo sarde, sui distillati? Noi diciamo che il nostro concetto non è totalmente sui distillati, a parte che noi distilliamo, specificare, noi produciamo liquori, sono infusi alcolici, utilizzando erbe, utilizzando frutti del territorio. Quindi, noi facciamo un lavoro che caratterizza soprattutto la nostra terra, quindi il mirto in primo luogo, e poi liquori di fico d'India, liquori di agrumi, dove insomma, Sardegna non è molto famosa per gli agrumi, però quel piccolo territorio dove siamo noi è famoso. È famoso soprattutto per grande qualità. Insomma, il territorio è sempre importante per stabilire poi il finale. Quanto è importante avere anche un confronto con i vostri colleghi dell'isola in eventi come questi? Sì, è molto importante ritrovarsi, confrontarsi e capire quanto possa essere importante questo, insomma, un'attività economica come quella di produrre liquori. Nel senso che non è molto semplice, quindi, però in questo momento va di moda il fatto della miscelazione. E io auguro a tutti di trovare la loro strada. Noi l'abbiamo, credo, si trova mai una strada perfetta, però il nostro lavoro non è solo di fare gli liquori, noi vedi, poi alla fine trasformiamo, cioè è tutto un cerchio. C'è un'economia circolare, utilizziamo i limoni, le scorze, poi il liquore, diciamo il frutto, ci facciamo i succhi, ci facciamo le marmellate, facciamo i sali, aromatizziamo i sali, le erbe, insomma tutto quello, diciamo le materie prime le utilizziamo in differenti tipologie merceologiche, diciamo. Un'azienda storica sarda, l'azienda San Martino, liquori, oggi si parla di mixology, ma voi siete all'avanguardia anche da questo punto di vista? Certamente, siamo adattati ai tempi e alle abitudini dei giovani di oggi. Prima di tutto lo abbiamo fatto con questi due prodotti, A18 e M18, sono due prodotti a bassa gradazione alcolica, il prodotto indica che è stato gradi. L'abbiamo fatto un po' per seguire anche la legge del grado alcolico della guida, no? E poi abbiamo voluto presentare ai giovani un prodotto naturale. La 18 è fatto proprio con arance e mandarini messi in infusione sardi e senza coloranti. Il M18 è un metto che non conosciamo, fatto con le bacche fresche raccolte nelle montagne della nostra Sardegna.
Voi avete creato anche dei nuovi marchi, tipo il Mirto Zeus, che è un mirto d'eccellenza, l'abbiamo conosciuto qualche tempo fa in un'altra fiera. E poi c'è questa armonia, questa tradizione in queste bottiglie che sono delle vere e proprie opere d'arte. In effetti abbiamo voluto rappresentare la nostra azienda con il mirto dentro la bottiglia solo sardo e rappresentare anche la Sardegna nei dipinti fatti da un ragazzo che si interessa proprio di arte, tradizioni e cultura della Sardegna. Diciamo che questi sono apprezzati, questi prodotti sono apprezzati moltissimo, come queste artistiche anche dai turisti, perché è chiaro che noi dobbiamo pensare che la nostra Sardegna è una regione turistica, perciò pensiamo anche a loro. Oggi non prendono più le grandi bottiglie, però prendono le piccoline e anche qui siamo dovuti adattare le bottiglie da CL10 con tutti i disegni del mare della Sardegna. Nei percorsi di questo Sardinia Cocktail Experience abbiamo visto tanti prodotti sardi come distillati. Anche il miele viene usato come ingrediente di questi cocktail e oggi qui abbiamo un'azienda che rappresenta... Quante degustazioni avete fatto in questi 3 giorni? Parecchie, insomma non ho contato, però degustazioni di miele che poi si utilizza anche come ingrediente sui cocktail ne abbiamo fatto. Il miele è fondamentale, le api bisogna salvaguardarle, il miele è fondamentale. Quanto è importante portare avanti anche quelli che sono i prodotti sardi come il miele, appunto? Tantissimo, perché in questi ultimi anni il nostro settore ha avuto diverse problematiche, in primis la siccità, piove poco, quindi poca fioritura e quindi poca produzione di miele, però in Sardegna diciamo siamo ancora fortunati perché si riescono a fare delle varietà di miele molto particolari e che vengono ricercate parecchio. È una manifestazione, quella di Samesa Nostra, che nasce proprio per valorizzare il prodotto sardo nel mondo della miscelazione, oltre che in altri settori, come è stato negli altri eventi che si sono succeduti durante l'anno. È una manifestazione che scopre, fa scoprire e fa imparare anche i segreti di un settore, quello della mixology, che ha un indotto importante, ha un indotto per i prodotti locali, per la ristorazione, e che è un mondo che esprime tantissima creatività e innovazione ed esalta lo spirito isolano. Eventi come questi servono non solo a veicolare il prodotto sardo, ma anche, siamo all'ex manifattura tabacchi, gli spazi confortevoli e anche la gestione per poter far comunicare fra loro le aziende sarde che si conoscono, ma oggi abbiamo visto tanti protagonisti, da Argiolas a San Martino, a quelli che poi sono i nostri ambasciatori dell'enogastronomico fuori dall'isola. Sì, assolutamente, è un format che unisce talk, che unisce workshop, che unisce masterclass di esperti e che fa dialogare e incontrare le imprese con i loro potenziali clienti, perché i bartender e i bar manager sono quelli che poi ordinano e comprano i prodotti che vengono utilizzati nella miscelazione, ed è un mondo che è molto più ampio di quello che uno si immagina. Non è soltanto liquori, spiriti ed altro, ma c'è anche il caffè, c'è la birra, c'è il vino che viene usato nella miscelazione, cioè è un mondo molto creativo. E questa occasione qui, questo evento ha permesso di creare quel giusto mix di scoperta, ma anche di incontro business tra le aziende e i protagonisti del mondo della miscelazione. Un aspetto che ci ha raccontato prima è che anche i giovani bartender cagliaritani ritrovano i loro maestri che hanno fatto dei percorsi nazionali, internazionali, e quindi una Cagliari attuale da questo punto di vista, soprattutto per quella che è l'accoglienza nei bar, il cocktail e l'intrattenimento. Sì, una cosa che ci rende orgogliosi è che qui a Cagliari c'è un gruppo, una corte di bartender, di giovani bartender che hanno viaggiato il mondo, che hanno lavorato a Londra, Parigi, Copenaghen, nei grandi bar, nei bar più famosi, e poi hanno deciso di tornare in Sardegna per realizzare qui il loro sogno e offrire la loro esperienza nell'isola. E in questi 2 giorni stanno rincontrando
i grandi nomi della mixology internazionale. Oggi pomeriggio per esempio ci sarà Salvatore Calabrese, conosciuto come De Maestro, che tutti aspettano perché è il punto di riferimento delle giovani generazioni, perché ha fatto la storia della miscelazione, ma ci sono tantissimi nomi che vengono dal Donovan di Londra piuttosto che da altri bar famosi di Venezia, di Copenaghen, di Parigi e altri luoghi famosi in Italia. Quindi è anche una riscoperta del nostro talento, e una delle cose che mi fa più piacere è che i bartender, i bar manager e gli esperti che abbiamo portato in giro per i locali ci hanno detto: era 15 anni che non venivo e ho trovato una situazione d'eccellenza che non mi aspettavo, complimenti, perché c'è un'eccellenza, c'è un talento in questa città, in quest'isola, che va scoperto. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il coro regionale sardo Don Antonio Sanna, insieme all'orchestra Progetto in Armonia, sotto la direzione del maestro Gabriele Verdinelli, sono stati protagonisti del concerto organizzato dalla Fersaco, Federazione Regionale Sarda delle Associazioni Corali, nella chiesa di San Carlo Borromeo a Cagliari. Oltre al valore artistico del programma, che comprende brani di Georg Friedrich Händel per soli coro e orchestra e brani di Gabriele Verdinelli, Alessandro Cate e Luca Sirigu, il progetto rappresenta un'importante esperienza di condivisione e crescita collettiva. Il coro regionale sardo è formato da coristi e coriste provenienti da tutta l'isola, dai piccoli centri alle città.
Una pluralità di voci ed esperienze che, riunendosi in un'unica formazione, costruiscono un progetto non solo musicale, ma anche umano e sociale, capace di rafforzare il legame tra le realtà corali del territorio. Questa dimensione fa del coro regionale un laboratorio di scambio e formazione. I partecipanti portano con sé le proprie identità locali e rientrano nei cori di appartenenza con nuovi stimoli, competenze e visioni, contribuendo alla crescita delle singole realtà e dell'intero movimento corale sardo. Per la presidente di Fersaco, Simona Fois, il coro regionale sardo è molto più di una semplice formazione artistica, è uno spazio di incontro e di costruzione di legami. Coristi e coriste arrivano da tutta l'isola portando le identità delle loro comunità e tornano nei propri territori arricchiti da un'esperienza che genera crescita personale, musicale e relazionale. Questo continuo intreccio favorisce la nascita di reti, collaborazioni e nuove progettualità, rafforzando il movimento corale in Sardegna e promuovendo una cultura musicale basata sulla partecipazione, sulla qualità e sul senso di appartenenza. In occasione del concerto di Cagliari è stato possibile effettuare una donazione volontaria, il cui ricavato è stato destinato al Holy Family Hospital di Betlemme a sostegno delle attività sanitarie e umanitarie. L'evento è stato realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna e del Comune di Sassari, con il coordinamento di Fersaco. Maestro, che esperienza è il coro regionale sardo? Un'esperienza magnifica prima di tutto, perché l'idea che coristi, cantori di ogni parte della Sardegna si ritrovino una volta all'anno nel corso di un seminario preparato con un musicista di fiducia per preparare un progetto comune è un'idea bellissima, che in qualche modo viene a contraddire l'idea di una Sardegna divisa, arcipelago, che questo arcipelago ogni tanto fa dei ponti ed è possibile superare anche diffidenze a volte, inimicizie, per poter lavorare tutti insieme a un progetto unico musicale. Quindi una lingua, tante lingue ed Handel. Come è stata possibile questa commissione, questo miracolo di Natale? È stato possibile nel nome di Don Sanna, perché la Fersaco, che è l'associazione regionale dei cori sardi, in modo assolutamente encomiabile, nel nome di Don Sanna, ha voluto unificare e ricordarlo con un ensemble che una volta all'anno possa fare uno di questi concerti. E quindi questo è possibile perché a volte ci sono delle figure della cultura nostrana che sono capaci di proiettare tutte quante le intenzioni verso un progetto comune. Che effetto fa da esperto assistere a questa commissione di cori da tutta la Sardegna? È sicuramente molto interessante perché i coristi appunto non fanno parte di un coro stabile ma di un coro a progetto, e quindi il coro per definizione è una polifonia, è un ascoltarsi per poi eseguire insieme qualcosa. Quindi sicuramente, come sa, chi canta in un coro è sempre un'esperienza musicalmente esaltante ma anche umanamente molto importante. E poi mi interessa molto il repertorio, perché c'è Handel, che siamo nel repertorio barocco, che è quasi sempre eseguito da ensemble sia musicali che corali specialisti in quel repertorio, quindi è molto interessante vedere come questo progetto ha portato avanti Handel e poi dei brani contemporanei di autori appunto contemporanei viventi, e quindi anche questa commistione di stili è interessante sempre per l'ascoltarsi e fare qualcosa insieme, produrre qualcosa insieme. Lei è un grande esperto che ha portato appunto la sua maestria in tutta Europa. Che effetto fa questa commissione di lingue, le sonorità, l'identità sarda,
così fusa con Handel. Che effetto le fa sentire, ricevere queste sonorità così amalgamate? Beh, molto interessante anche questo, proprio perché la Sardegna, essendo al centro del Mediterraneo, è entrata in dialogo con tantissime culture e quindi anche affacciarsi a un repertorio tedesco, inglese, soprattutto per quanto riguarda Handel, mette in moto una capacità innata che noi abbiamo nel dialogo, pur avendo un'identità molto salda e molto marcata. Con il maestro Maria Paola Monne della Commissione Artistica della Federazione, con quale criterio avete scelto i brani quest'anno? Allora, questo progetto esiste da diversi anni, ogni anno si avvicendano i direttori, ogni anno c'è un direttore diverso, l'anno scorso ero proprio io, quest'anno abbiamo scelto il maestro Verdinelli ed è il direttore del coro che presenta, diciamo così, insieme alla commissione artistica un repertorio. Siccome il maestro Verdinelli è un grande appassionato del barocco, allora la scelta su Handel è stata quasi automatica, però abbiamo lasciato uno spazio anche sempre come è stato anche l'anno scorso per esempio abbiamo eseguito pezzi inediti di autori di compositori sardi, quindi anche quest'anno abbiamo voluto lasciare aperto questo filone che è molto importante, cioè di fare musica, cioè di coinvolgere i nostri bravissimi compositori nella comporre musica. La musica non è musica sarda, è musica, cioè vuol dire i testi sono sardi, sono paraliturgici, però sono musicati secondo tecniche di composizione che sono proprie di questi compositori, quindi più moderne, eccetera, e coinvolgono anche l'orchestra. Quindi per i coristi che vengono da diversi cori, quindi che non hanno la possibilità magari di suonare, di cantare insieme ad un'orchestra, eccetera, eccetera, è un'esperienza molto bella e niente, molto faticosa, perché comunque vedersi una volta al mese, tutti i mesi, eccetera, eccetera, incontrarsi a Oristano e studiare questi pezzi che per loro sono molto difficili, per tutti in realtà, non è cosa da poco, però è una bellissima esperienza, anche un incontro, un modo per fare amicizie, relazionarsi, eccetera, per cui noi ci teniamo veramente tanto e naturalmente questo coro è intitolato a Don Sanna perché Don Sanna ha aperto le porte della Sardegna alla coralità nazionale. Ecco. Fersacco, oltre che fare del bene al cuore, fa del bene nel mondo. Quest'anno a chi avete scelto di devolvere il ricavato di queste serate? Sì, allora quest'anno siccome abbiamo coinvolto Don Luca della chiesa di San Carlo Borromeo e lui fa sempre, diciamo così, fa sempre molta beneficenza. Allora lui ci ha consigliato di raccogliere fondi per i bambini. I bambini di qualsiasi, cioè bambini che vengono curati nell'ospedale di Betlemme, quindi sono bambini di ogni religione e niente, noi ci fa immensamente piacere questa cosa qua e quindi speriamo stasera di raccogliere. Col dottor Gianluca Zedda, medico ospedaliero dell'azienda Abruzzo, dal cuore grande che si estende anche all'arte musicale, esperto di musica barocca e membro storico e vicepresidente del coro Leti Cantores che fa parte di Fersacco, questo grande piccolo prodigio di cori sardi regionali fusi tutti assieme. Ecco, siamo arrivati alla quarta edizione che celebra il grande maestro Antonio Sanna. Quest'anno cosa celebriamo, cosa ricordiamo nel particolare? Allora, appunto, come diceva, questa è la quarta edizione di questa manifestazione in cui Fersacco investe molto da federazioni di cori, quale
è per sua costituzione, che vuole quindi creare occasioni di incontro, occasioni relazionali, occasioni di crescita musicale che altrimenti i singoli cori non avrebbero. La figura del maestro Antonio Sanna è una figura monumentale che ha portato la Sardegna, diciamo, in tutta Europa, con composizioni anche ispirate alla musica di tradizione, che sono state in un qualche modo affrancate dalla sola realtà locale, assurgendo invece a una realtà musicale e culturale con orizzonti molto molto più ampi, insomma. Si diceva, lei è un esperto di musica barocca. Cosa prova in questa commissione in cui ci sono appunto le sue maestrie e le istanze identitarie? È sempre importante, questo lo dico per esperienza, insomma, lo portiamo anche, diciamo, con il gruppo vocale di T-Cantores, che è un gruppo che fa parte storicamente di questa federazione, cimentarsi nella musica barocca, che è appunto quella in cui ci siamo anche cimentati con studi in conservatorio in taluni casi, e comunque non solo. Al contempo è importante appunto presentare le musiche tradizionali, perché sono comunque delle realtà che reggono il confronto senza nessun tipo di problema. Come nasce la meravigliosa realtà di Fersaco, Simona? Fersaco nasce per creare una rete tra tutte le realtà associative corali della Sardegna. La Sardegna ha un grande patrimonio corale, di tradizione, di musica polifonica, e la Fersaco vuole mettere in rete tutte queste diversità in modo da creare opportunità condivise per far crescere la nostra tradizione e la coralità sarda. Il progetto di stasera è proprio l'esempio di questo, riunire coristi provenienti da tutta la Sardegna che per un anno lavorano per un obiettivo condiviso, e stasera vedrete, insomma, il livello artistico che presenteremo è molto importante, ci permette di dare a tutti le stesse opportunità, di far crescere anche le coralità da cui questi artisti provengono, perché abbiamo un'isola che è veramente molto eterogenea e questo coro la rappresenta pieno. Abbiamo coristi che provengono da realtà veramente molto piccole, coristi che invece vengono dalle città più importanti, ma che insieme si riuniscono per creare musica, quindi è un luogo di scambio, di condivisione, di amicizia e di crescita artistica. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it.
Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Durante l'incontro degli Stati Generali dell'Infanzia, tenutosi a Cagliari, guidato dalla garante Carla Puligheddu, le istituzioni ed esperti del settore hanno affrontato il tema della violenza di genere e della tutela dei minori, evidenziando l'importanza del riconoscimento pieno della donna e del ruolo materno. Gli interventi hanno sottolineato la necessità di un cambiamento culturale e legislativo, ribadendo l'urgenza di proteggere i bambini e promuovere una reale parità tra uomini e donne. Percorso impegnativo ma molto importante, direi fondamentale per poter sensibilizzare le istituzioni, gli enti, i rappresentanti politici per valutare qual è l'impatto delle loro decisioni nel momento in cui pensano, se ci pensano, quando ci pensano all'infanzia, in modo particolare all'infanzia, perché questi stati generali sono stati proprio creati per incidere sull'infanzia. Infatti il sottotitolo era E tempus de pizzinnia, contra a sa violenza a sas feminas. Lei ha parlato di cultura, la cultura del cambiamento avviene nell'informazione. Anche il testo che avete presentato è molto fruibile ed è molto compatto da questo punto di vista. Assolutamente, è fondamentale modificare tutto, partendo dai linguaggi, perché sono quelli che trasferiscono poi la conoscenza. Quindi studiare, conoscere, capire, sensibilizzare, quindi il mio compito è stato proprio questo, e ancora questo, quello di sensibilizzare anche i media, coloro che se ne occupano, perché si possa trasferire all'opinione pubblica il bisogno, l'importanza di utilizzare un linguaggio non violento, promuovere la cultura del rispetto e delle pari opportunità affinché tutti possano avere un ruolo in un'alleanza tra generi e consentire ai bambini le migliori opportunità per vivere sereni. Una giornata che vede protagonista gli Stati Generali dell'Infanzia e dell'Adolescenza. I giovani sono il nostro volano a 360 gradi, anche lei protagonista in questo scritto della Garante, insomma, che ci dà una fluidità su questo argomento. Sì, oggi è una giornata importante, si presenta un anno di lavoro fatto dalla Garante per l'Infanzia, da cui emerge l'esigenza di lavorare in rete, perché i giovani sono il nostro futuro, però sono anche la parte più fragile della società. In un momento di crescita, in un momento in cui sono sottoposti a tanti messaggi non sempre positivi, a tante sollecitazioni non sempre positive, noi adulti dobbiamo fare rete tutti insieme, famiglia, scuola, chiesa, associazioni sportive, per essere vicini e aiutarli a crescere in un mondo migliore, ma soprattutto in un mondo in cui la solidarietà, la vicinanza e la non violenza sia la loro strada maestra. Stati Generali dell'Infanzia, un percorso della Garante di circa un anno che si racchiude anche in uno scritto. Oggi tanti ospiti, anche la politica e gli addetti ai lavori, proprio per la cultura della prevenzione. È stato, devo dire, un percorso molto interessante e molto arricchente, iniziato 2 anni fa con gli Stati Generali a Sassari, ai quali ho avuto il piacere di partecipare. Il confronto tra tante figure professionali, tante menti che hanno portato veramente moltissimi spunti, e devo dire che io sono uscita da questi Stati Generali con un grande arricchimento interiore che mi ha accompagnato in questo anno in tutta l'attività che poi la seconda commissione ha svolto. Ci siamo impegnati per iniziare il processo di scrittura della legge sulla scuola, per parlare di ragazzi estate, quindi pensare a una legge sui centri estivi, ma soprattutto pensare agli sportelli psicopedagogici all'interno delle scuole. Tutte queste nuove proposte di legge sono nate proprio da quello che è successo e da tutto quello che abbiamo raccolto da questi Stati Generali, quindi devo dire che è stata un'iniziativa importante che spero si ripeta ogni anno.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Presentato sulle rotaie di Cagliari, la storia dei tram nel primo Novecento nelle cartoline della collezione di Gianfranco Peri con i testi di Adalai. Tra le cartoline d'epoca della preziosa collezione di Gianfranco Peri, Adalai ritrova la voce della Cagliari d'un tempo. I tram diventano il simbolo di una città in movimento, di incontri e di destini che si incrociano. Con una scrittura delicata e partecipe, l'autrice intreccia la storia della mobilità urbana alle vicende umane dei viaggiatori. Ogni immagine diventa frammento di memoria, un affresco vivido e toccante che restituisce il fascino di un'epoca che va dai primi del Novecento agli anni 60, un racconto intriso di memoria e di umanità. Con il dottor Gianfranco Peri, che viene da tutt'altro percorso, manager bancario. Come mai questa esigenza di raccontare nero su bianco le memorie dei tram di Cagliari? Perché c'è sempre qualcosa che ti porti appresso, che vorresti fare e che non riesci mai a fare perché il tempo, il lavoro che fai non ti dà il tempo di poterlo fare. Sono andato in pensione e ho deciso di fare un libro sui tram di Cagliari di cui avevo una raccolta molto importante e mi pareva che fosse un argomento interessante. I ricordi trascinano sempre, un libro di ricordi era la mia idea e quindi l'ho realizzato.
Il tram era un mezzo, se non il re dei mezzi popolari. Ecco, qual è la storia a cui è particolarmente legato e che ci ha voluto regalare? Dunque, intanto il tram è stato sicuramente uno strumento molto apprezzato dalla collettività. Il fatto poi che sia scomparso è uno dei motivi che mi ha spinto poi a fare questo. Devo dire che fin da bambino, io abitavo in via San Lucifero, angolo via Sonnino, vedevo fiumane di ciclisti che erano gli operai che andavano al porto, alle manifestazioni, ma vedevo anche il tram che passava, sferragliava e magari se dormivo mi svegliava. Questa cosa, questo rumore mi è rimasto per lungo tempo impresso e quindi ho detto, ma perché non dobbiamo ricordare questo strumento adesso che si parla di metropolitana, che a mio giudizio però è tutt'altra cosa che il tram. Però ho detto, voglio suscitare emozioni, voglio suscitare ricordi, ma non l'ho scritto io il libro, attenzione, pur potendolo scrivere, mi piace anche scrivere, ho cercato una persona che avesse la capacità di scrivere ricordando ma suscitando emozioni. Credo di averla trovata. Nasce così il delizioso sodalizio artistico con la dottoressa Adalai. Cos'è nato da questa sinergia? Per la verità, Ada era alunna di mia madre ed era un anno indietro rispetto a me. A un certo punto i genitori di Ada chiesero a mia madre se potevano farle saltare la quinta elementare. Mia madre, da vecchia insegnante, era contrarissima, ma essendo Ada una persona intelligente, disse lo può fare. E ci preparò entrambi, lei dalla quarta alla prima media, io dalla quinta elementare alla prima media. Abbiamo studiato insieme l'esame d'ammissione. Poi ci siamo ritrovati al ginnasio, poi ci siamo ritrovati ancora in scienze politiche, siamo laureati entrambi in scienze politiche, poi io ho fatto il consulente finanziario e il bancario tutta la vita e quindi le strade si sono divise, ma ci siamo rincontrati per questa storia qui. Quindi dei numeri, la sua fascinazione per le parole in realtà è rimasta e ha aspettato la storia giusta, ci ha visto bene? Sì, credo di averci visto bene. La sala è strapiena di persone, penso che questo sia una testimonianza. Ha progetti futuri da un punto di vista editoriale? Mi sta chiedendo Ada, perché io tra le altre cose ho una ricca collezione di copertine della Domenica del Corriere dove si parla di fatti di Sardegna, quindi illustrazioni, non solo Domenica del Corriere ma i rotocalchi di quel tempo dove ci sono fatti che sono avvenuti in Sardegna come il giuramento di Orgosolo, i grandi processi di banditismo e lei mi dice facciamolo, non lo so, devo valutare. Grazie mille, gentilissimo. Con Adalai oggi per parlare del suo percorso da scrittrice, percorso direi ormai non più così metaforico, visto che stiamo discutendo dei binari di Cagliari. Quali emozioni ha consegnato dottoressa Adalai a questa sua nuova opera? Allora, questa è un'opera che io ho regalato proprio alle memorie della mia città. Io amo molto Cagliari, ho lavorato tutta la vita per Cagliari e quindi a Cagliari, la Cagliari del passato, che naturalmente ci parla e che deve essere un esempio per quella del futuro, io volevo proprio a questo punto metterla per iscritto e l'ho messa per iscritto sulle rotaie dei tram che sono in realtà quelli, le bellissime vetture romantiche, sferraglianti, lente, che hanno costruito la città, perché con i tram la gente ha potuto spostarsi da un quartiere all'altro e quindi ha in realtà costruito tutta la città. Autrice prolifica, torniamo un attimo con la memoria alla sua prima opera. Che emozioni, che storia è stata? Allora, io ho incominciato a scrivere per scrivere di donne. Io ho sempre cercato di proteggere le donne, di aiutarle. Quando per 30 anni ho fatto servizi sociali, l'ho fatto poi facendo anche politica, eccetera. Quindi in realtà ho cercato di parlare di donne. Il primo infatti è di una grande donna del 1700, Francesca Sanna Sulis, un romanzo, perché io non scrivo biografia, scrivo romanzi, nel senso che devono essere piacevoli poi da leggere, come delle belle storie, dei bei racconti che però in realtà non sono veri. E quindi va benissimo il primo Francesca Sanna Sulis, poi la seconda la signora dell'Anello, un anello di Napoleone che è stato tramandato nell'arco di 3 secoli, bellissimo, anche quello è un bel libro, che poi è una saga familiare appunto di 3 secoli, e poi il terzo, la signora dei fiori, cioè la storia di Rosi Sgaravatti, una bellissima storia, anche quello è un gran romanzo, una bellissima storia. Dopo quello, da poco, perché 5 mesi fa l'ho presentato, Diario di un tempo sospeso, che in realtà è un libro che racconta
racconta emozioni, riflessioni e quant'altro, abbiamo vissuto durante il periodo dell'isolamento del lockdown, che però ci ha anche insegnato tante cose, ci ha lasciato anche la possibilità di ripensare alla nostra vita. Lei è una penna molto fortunata, una penna d'oro. Ecco, lei diceva non mi occupo di biografie, però c'è insomma qualcuna, una figura di donna magari che la ingolosisce. Ma infatti il prossimo sarà anche una figura di donne, perché in realtà a me piace mettere le donne nel contesto in cui sono vissute e quindi raccontare anche questo contesto. E le dirò che in questo libro, sulle rotaie dei tram di Cagliari, ci sono tante storie di donne, tanti aneddoti di tante donne, e questo è molto bello perché per me vuol dire ancora raccontare che la storia di Cagliari è piena della storia di tante donne che io ho conosciuto, non lo dico nel libro, però alcune le ho conosciute, insomma, alla mia età i tram li ho conosciuti bene, insomma, non c'erano ancora neppure neppure le automobili o quasi, insomma, quindi per cui ecco, anche qui ci sono tante donne, sì, le storie di donne sono molte, anche il prossimo libro probabilmente sarà la storia di una donna, ma anche di un quartiere di Cagliari. Non posso dire niente, non si spoilerà. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Notte scura, notte senza la sera, notte impotente, notte guerriera, per altre vie, con le mani le mie, cerco le tue, cerco noi due. Spunta la luna dal monte,
spunta la luna dal monte. Buonasera Valerio, e negli innumerevoli percorsi di Panorama Sardo ritorniamo ad Ortacesus per una nuova edizione nel nome del pane, una zona che è dedita al grano, è denominata il Granaio d'Italia, la Tregenta, che in queste settimane ha visto tanti protagonisti anche per Saporis Antiquus, ma noi oggi siamo ad Ortacesus e insieme a Gioacchino Piseddu, il presidente della Proloco, vi racconterò tutto quello che è stata una 3 giorni all'insegna dell'enogastronomia sarda e del buon cibo. Kirkende, ricatto, kirkende. In mezzo, sattente mezzo, assi strada di mandende, sa vida si schida prangende. Poi svizzose di uno, in sosa nos irmenticados. Tu na solo kimbanturu, ma paren kentanos. Cuore mio, Fuente fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita. Dovunque cada l'alba sulla mia strada. Nell'inverno dei sapori sardi tra autunno in Barbagia e Saporis Antiquus trova spazio Tregenta nel nome del pane e dell'olio. Una manifestazione ricca di eventi, centrata sulla valorizzazione delle tradizioni locali, della cultura agroalimentare e della sostenibilità. La scelta di mettere in primo piano il pane e l'olio, elementi fondamentali della tradizione gastronomica sarda, è un modo perfetto per celebrare l'identità culturale della regione, dice Gioacchino Piseddu, presidente della Proloco di Ortacesus. Proprio così, siamo riusciti anche quest'anno a portarla avanti, anche, ripeto, sempre con difficoltà, però gli operatori hanno risposto. Le Proloco rispondono e quindi sembra che l'afflusso c'è e la manifestazione sta riuscendo. Un incontro anche con altre Proloco, c'è Soleminis, Sestu e non solo, ma per avere un aiuto anche dalle altre Proloco che ricordiamo è sempre volontariato. Certo, le Proloco lo sanno che noi lavoriamo in consono con le Proloco, perché l'obiettivo è valorizzare il territorio locale e limitrofo. In queste settimane ci sono autunno in Barbagia, Saporis Antiquus, ma anche Ortacesus si è ritagliato un bel pezzo, c'è tantissima gente, oggi è domenica, ma anche sabato e venerdì. È vero anche questo. C'è una differenza, che noi esaltiamo e portiamo avanti la cultura, in questo caso la cultura del pane. Quindi appuntamento all'anno prossimo. Il 10° anno speriamo di essere presenti tutte le Proloco della Tregenta e non solo, per fare una bella festa. L'evento ha esplorato le opportunità economiche e sociali della Tregenta, con giorni di degustazioni, musica e laboratori, un mix perfetto per attrarre sia il pubblico interessato a imparare e quello che vuole semplicemente godersi il cibo e l'atmosfera di un paese incastonato nel Granaio d'Italia che ha lasciato un ottimo ricordo per quanto riguarda le degustazioni e i sapori del pane stesso. Soprattutto il pane con il lievito madre, si sta rivalutando questa cultura. Molto importante queste manifestazioni e laboratori per far riassaporare e riscoprire anche vecchi piaceri come gli aromi, i sapori che coinvolgono tutti i 5 sensi. E molta gente è affascinata. Già avete fatto il pane con la semola, con la farina e poi l'arte del pane, quello da decorazione per i matrimoni che si usava un tempo, ma soprattutto la pasta dura. Noi abbiamo panificato qui, abbiamo fatto sugokoi, sumai vezau e summa di sozo.
Poi sì, facciamo anche gli offertori, lo facciamo per le messe, per le celebrazioni importanti, per matrimoni, prepariamo i cestini con l'offertorio, questo pane, e poi c'è anche gli altri decorati. Siete contenti di queste manifestazioni? Sì, siamo rimasti molto contenti, bella la partecipazione e momenti anche di unione con tutte le altre pro loco. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.